Buongiorno a tutti ragazzi, ieri sera terremoto in Sicilia, quindi la cosa più brutta è che dopo il terremoto ragazzi c'è stata l'eruzione diciamo dell'Etna, quindi poche ore dopo la pubblicazione diciamo del bollettino dell'Istituto di Fisica e Geofisica e Vulcanologia, diciamo a cura della sezione di Catania, c'era stato un terremoto di 2,8 con epicentro proprio Brund, quindi la famosa città dei pistacchi. Poco subito dopo, ragazzi, c'è stato proprio, diciamo, l'eruzione dell'Etna, quindi subito dopo, diciamo, il tremore della terra c'è stata l'eruzione dell'Etna, quindi adesso ci sta questa colata, diciamo, di magma sul lato, diciamo, sul cratere di nord-est e quindi stanno monitorando un po' la zona. Questo è successo ieri sera alle 17, quindi diciamo, il terremoto è stato di magnitudo, ciao Patrizia, di 2,8 con epicentro proprio Bronte, quindi a una profondità di circa più o meno 20 km, quindi e diciamo è incominciato adesso l'Etna anche ad eruttare, quindi si è svegliato, come ho scritto io, il famoso vulcano Etna. Quindi per adesso, ciao Marco, per adesso diciamo che sta eruttando in maniera, diciamo, leggera, non è che sta eruttando, diciamo, fortemente, quindi sta scendendo la lava come il suo solito, diciamo, da un lato, quindi stavolta sempre più o meno quello di nord-est e diciamo dalle Bocca Nuova e dai crateri voragini, quindi stanno osservando, diciamo, queste colate laviche nei lati, quindi diciamo che in serata le webcam dell'IGV hanno catturato i bagliori sempre più evidenti nel cratere, diciamo, dell'attività vulcanica, quindi si è molto, diciamo, intensificata nella notte. Poi stamattina ancora non si hanno notizie, quindi questo è aggiornato perlomeno a ieri sera, quindi ho provato adesso a vedere. Ciao, avvocatella, ma non ho trovato nulla, quindi dopo se trovo qualche cosa, perché questa qui è una notizia di stasera, diciamo di ieri sera e di stanotte. Sì, grazie. Quindi non si può escludono, dicono possibili tremori. Si era detto ieri avvocato che lì incominciava ad arrivare il freddo, la bora. Quindi, ma pure qua a Salerno ieri sera stava un vento forte, la verità, quindi non può arrivare secondo me pure da qua. Quindi ragazzi, ieri sera alle 17, per chi mo si è collegato, scossa di terremoto a Bronte in Sicilia, subito poco dopo è successo l'attività dell'Etna, quindi diciamo che dopo la scossa di terremoto è subito l'eruzione del vulcano, quindi diciamo che non è un vulcano, ripeto, esplosivo, quindi ha incominciato diciamo, a uscire la lava dai suoi lati, quindi dalla bocca, dal nord-est, perché questo ha molte sbocchi, quindi diciamo in due o tre sbocchi sta uscendo la lava che viene monitorata, diciamo, dalle webcam, ragazzi, dell'NGV, quindi nella notte hanno visto sempre più attività, diciamo, aumentare. Poi stamattina non c'è ancora nessuna, diciamo, osservazione dell'NGV. Questo è per quanto riguarda fino a mezzanotte ieri. Poi, se so qualcosa in più, farò un aggiornamento. Quindi, terremoto in Sicilia con eruzione del vulcano Etna. Quindi, anche se, ripeto, non è un'eruzione di quelle tipo stromboliana, sta cosa qui, però sta uscendo la lava da vari lati del vulcano, quindi giusto per essere più semplici. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata. Abbiamo iniziato proprio bello bello. Io avevo visto già stanotte questo, diciamo, sta cosa, però ho detto domani mattina lo faccio, anche perché credevo che ci stava un aggiornamento, però per adesso non ci sta nulla. Ho controllato anche le scosse e non ce ne sono state, adesso sono in GV, quindi in effetti sono andato a vedere, voglio vedere un attimo proprio se ci sta qualcosa di meno, perché
Io in effetti vedo sempre le liste, quelle lì, dalla 2 in poi. Voglio vedere, allora c'è stata stamattina all'1:12 con Vinastro Germania, non ci vabbè, poco. Macerata 2.0 dopo la mezzanotte. Nel Tirreno meridionale 2,3. Poi c'è stata una a Cosenza, Isole Eolie Messina. E poi eccola qui, alle 17 proprio in Brunto, ragazzi, 2,8, 11 km da profondità, non 20 come hanno detto. Bronte Catania, quindi eccola qui. Se andiamo a vedere quelle là di meno, vediamo un po'. Se magni... Allora, Brescia, Brescia, Aquila, Aquila. Fino alle 7 di stamattina, Austria, Tirreno, Tirreno, Perugia, Macerata, no. In effetti solo quella scossa, ragazzi, c'è stata, fammi vedere, prima delle 7, 18:51, no. No, in effetti è stata quella scossa che, eccola qua, 2.8, Bronte. Fa vedere la seconda pagina, vediamo se porta qualcosa, diciamo. No, no, è stata una sola scossa che ha fatto partire questa eruzione, ragazzi. Ho controllato pure quelle là di bassa intensità, diciamo 0,9, 1,6, no. In effetti dopo prima nulla e dopo nulla, quindi è stata quella di 2,8, diciamo, a dare il via all'eruzione, quindi no, solo quella lì. Poi ci sono, diciamo, un po' a Palermo, come avevo detto ultimamente, quando ho fatto la scommessa con Avvocatella, però non Catania dove sta il vulcano, no. No. Poi ce n'è stata una ieri in Perù di magnitudo 6, una delle più forti dopo quella di 6,1 della signora Avvocatella. Quindi diciamo che solo quella lì è stata in effetti che ha fatto partire il vulcano, quindi non ce ne sono perlomeno per l'aggiornamento fino adesso che sono le 9:22. Voglio vedere su SMC perché a volte non mi fido, diciamo, di quello italiano che pare che non è tanto mai aggiornato giusto giusto, vediamo che ci dice. Allora, Adriatico, vabbè, questo è Adriatico, Adriatico, Cile, Cile, Pakistan, Israele, Adriatico no, Island 5,6, 3.1, 4,7, pure ce ne stanno un sacco di scosse, ragazzi, che non vengono proprio prese in considerazione dall'INCV, non capisco il perché, boh. No, no, non ce ne sono ragazzi, quindi è solo quella di 2.8, diciamo, che ha fatto eruttare l'Etna, quindi non ce ne sono di basso bradismo oppure no, è stata quella che ha dato il via all'eruzione. Ma dobbiamo vedere solamente se sta anche ora eruttando, cioè uscendo la lava, perché, ripeto, non è un vulcano violento l'Etna, quindi sì, no, 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 sta, diciamo, sta facendo colate di lavica anelati, capite? Il vulcano ha fatto l'eruzione e poi sta scendendo la lava dei lati suoi, quindi a nord-est, la Bocca Nuova, da due o tre parti sta uscendo la lava come al solito suo. Non è che, diciamo, questo ha la forza di eruttare, ma non l'ha mai fatto, in effetti fa una piccola eruzione e poi incomincia a scendere la lava, a differenza invece del Vesuvio che è di tipo proprio pazzesco, quello butta chilometri e chilometri di cenere in aria. Invece l'Etna no, l'Etna è come se una colata di lava scende da un lato dopo l'eruzione, si ferma così, continua così poi per giorni, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, 20 giorni, poi dipende. Ma vediamo quanto dura, però non è pericoloso anche perché ti dà il tempo, diciamo, di andare via. Vabbè, io vi saluto ragazzi, se so qualche altra cosa, perché per adesso non ci sa nulla, diciamo, di aggiornamento, poi più tardi, semmai, se saprò qualcosa in più, diciamo, sull'attività vulcanica dell'Etna, faccio un aggiornamento. Buona giornata a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.